all'inizio dell'anno, i primissimi giorni dell'anno, quando con un trucchetto l'abbiamo fatto venire in quesura e gli abbiamo fatto vedere, assieme a Mazzi, ci abbiamo fatto vedere questo posto. E ci siamo messi a cercare nei faldoni, non abbiamo trovato, non trovavamo, il sindaco aprì il primo cassetto e abbiamo trovato tutti i disegni originali datati dal 1933 a 38 in un faldone alto 10 cm con tutti gli spolveri anche originali dell'epoca utilizzati per la realizzazione di ciò che ora andremo a vedere. Per decenni è stato utilizzato come magazzino in cui accatastare materiale, ma in realtà si trattava di un vero e proprio tesoro d'arte. Si tratta del sacrario di epoca fascista realizzato al pian terreno della questura di Varese. L'edificio di Piazza Libertà fu costruito fra il 1932 e il 1933 come sede della Federazione Provinciale Fascista, ricalcando in pieno lo stile razionalista di quell'epoca. Al suo interno venne realizzato il Sacrario in memoria dei caduti, appunto, con progetto curato dall'architetto triestino Guido Andlovitz, che a quel tempo collaborava con la Società Ceramica Italiana di Laveno Mombello. Si tratta di una stanza a pianta rotonda con 5 nicchie, rivestita in ceramica nera con simboli in oro zecchino di epoca romana e di epoca fascista. Il soffitto, invece, è dipinto di azzurro e vi sono stati disegnati, sempre in oro, alcune costellazioni. La riqualificazione del sacrario è stata fortemente voluta dal questore Giovanni Pepè.